Ciao amici di Archiosarrabus, ben ritrovati. Oggi con Marco, vabbè, non mi riprendiamo un po' le nostre attività escursionistiche, andiamo a cercare un nuraghe che vorremmo vedere già da un po' di tempo, ma non abbiamo avuto occasione fino adesso. Oggi andiamo a cercarlo, si chiama nuraghe Ortu o Sortu, siamo in comune di Muravera. Io sono, per la precisione, sul tratto di un'ex strada comunale che durante l'alluvione è stata, diciamo, guardate, portata via questo pezzo di ponte. Qua sicuramente c'era un passaggio che è stato portato via dalla furia dell'acqua. Il nuraghe è là dietro queste piante e andaus. Caro Marco, come nella maggior parte delle nostre escursioni, a un certo punto ci troviamo a un bivio. Andiamo a destra, andiamo a sinistra. Io direi di andare a sinistra. Tu sei d'accordo? Andiamo. A parte Susi Cori, veramente mi piange il cuore. Comunque strada facendo abbiamo già cominciato a incontrare qualche piccola traccia di... sembrano quasi dei muretti, però chissà, magari sono muretti di contenimento. Intanto ci stiamo avvicinando sempre di più all'obiettivo, quindi vale la pena un po' approfondire anche gli sguardi. Ricordami perché non ho scelto un altro hobby. Te li indico, Marco? No, ti risparmio. Comunque la Rubio è lì. Proseguiamo. Da che parte? A sinistra? Mi pare ci sia pure la strada, no? Sì, seguiamo la strada. Almeno qui è ventilato, dai. Bene, siamo arrivati al sito che ci eravamo prefissati di visitare, il nuraghe Ortu, dietro le spalle di Marco. Adesso cercheremo di avvicinarci qua in mezzo a questa folta vegetazione secca per capire cosa è rimasto della struttura originale che abbiamo già dronato, ma diciamo che le piante ci hanno impedito di vedere a fondo la struttura, e quindi adesso facciamo una bella... Tocchiamo con mano. E qua sotto hai visto queste pietre che ci sono? Ma guarda questo spazio qui, magari qui c'era qualche capannetta attinente. Vedi anche qua, Marco, tutte queste pietre probabilmente costituivano qualche capannetta qua. Sì, ma qui ormai siamo già nel nuraghe. Questo è sicuramente anche materiale di crollo. Allora, detto, sicuro dal drone mi sono reso conto che c'è un pezzo di muro da questa parte e un pezzo dall'altra parte. Quello che mi aveva incuriosito dal drone, che adesso voglio verificare, è che ho avuto l'impressione che da questo lato l'opera muraria fosse fatta con pietre più grandi, mentre dall'altra parte più piccola. Quindi volevo verificare un po' questa differenza di materiale di costruzione. Adesso proviamo a vedere da questa. Partiamo dal basamento su cui è stato realizzato questo nuraghe. Come al solito, come tantissimi nuraghe che abbiamo visto nella nostra zona, partiamo da un costone roccioso naturale che viene modellato e quindi adattato per poter poi realizzare tutto intorno la struttura. Un pezzo di muro l'abbiamo già visto, ora andiamo a cercare il lato ovest, quello che io avevo visto dal drone, con il drone. Intanto qua si vede qualche traccia di muro, là è sicuramente là sotto. Guarda qua, Marco, abbiamo trovato anche i segni del passaggio dell'uomo. Oltre a quei muri anche un cocio di terracotta. Guardate, al centro rimane un po' più nero, quindi questa è una questione legata alla cottura.
E questo è diverso, vedi? Questa è una lavorazione un po' più raffinata, guarda, si vedono meno confronto a questo, vedi, si vede la pietrolina, molte più impurità nell'impasto, invece questo è più pulito, quindi sicuramente già due tecniche diverse. Ancora Marco, guarda, tracce di muratura, questo pietrone gigantesco è meraviglioso, guarda, ce li ha un po' i segni della semilavorazione, poi si accosta con questi altri sia da una parte che dall'altra, cioè che è strano questa la struttura qui, a parte questo pietrone liscio qua, sicuramente è stato lavorato, adesso cerco di non ammazzarmi, guarda che è gigante questa pietra, ce n'è una anche là sopra, però io avevo visto col drone proprio una bella traccia di muro che vorrei capire dov'è. Mio Marco, guarda che bello, dentro come si vedono i segni delle dittina dei nostri avi, e poi c'è un altro pezzo là sotto, guarda questi grumi Marco, ma è pieno, guarda. E là ci sono anche pezzi di terracotta, guarda, la passano del Martino, le caccodile fuori contesto. Marco, siamo arrivati finalmente a Polifemo. No, Martino, Una caccodola fuori contesto. bella questa, che Questo deve essere il proiettile di una frunza. Cari amici, questa è la differenza palpabile tra dronarlo e venirci poi di persona. Tutti questi piccoli dettagli non li avremmo mai potuti notare con un volo del drone. Invece guardate già tutti i coci di diversi tipi di impasto, diversi tipi di cottura, tutti questi dettagli, scacco nasa di fiume fuori contesto, i grumi sicuramente appartenenti appartenenti a magari il fondo di un forno. Guardate, anche questa è una terracotta, guardate come nie da sopra. Tutte queste cose ci danno la grinta di continuare a fare questo lavoro. Adesso mi fermo un secondo, guardo il telefono, le foto che ho fatto col drone, perché poi non è che non serve il drone, e vediamo un po' cosa fare, dai. Sì, alla fine c'eravamo i piedi sopra, e quindi uno è questo. Ecco, adesso guarda la dimensione delle pietre con cui è realizzato questo muro, ok? Ora andiamo a vedere dall'altra parte, perché anche dall'altra parte c'è un pezzo di muro che io ho avuto l'impressione fosse fatto con pietre più grandi. Ecco, guarda qua. Lato est, siamo quasi sulla cima, e anche qui, come potete vedere,
c'è una traccia di un muro molto molto strano, però molto particolare, perché se lì in direzione di Marco comincia con questa forma tondeggiante, come uno pensando diciamo alla struttura di Nuraghe potrebbe pensare all'interno di una torre, no? Perché vedi come poi oltre ad essere tondeggiante sembra quasi che scenda in maniera obliqua, però è tutto coperto di terra. Prosegue qui e poi qui gira facendo questa curva e agganciandosi a quella costone, quel roccione naturale che c'è lì, come abbiamo già visto altre volte. Un nuraghe sicuramente antico per la rifinitura, scarsa rifinitura delle opere murarie, per quello che si può vedere, quindi pensiamo magari e anche per le forme che non sono regolari, tondeggianti come abbiamo visto da altre parti, quindi potremmo pensare a un nuraghe, diciamo un proto nuraghe, no? Un nuraghe della prima fase. Non si capisce tanto perché c'è molta vegetazione, però abbiamo diciamo begli indizi, dai. Dal Nuraghe Sortu è tutto, grazie per aver seguito questa puntata di Archeosarrabus. Io sono Marco E io Martino, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao. Ciao. Come al mio solito voglio segnalarvi una roccia costellata di piccoli infoletti. Guardate questi piccoli buchetti qua, sicuramente naturali, però siamo vicinissimo alla zona dove abbiamo trovato tantissimi grumi di cottura della terracotta. Chissà se potrà centrare qualcosa in tutta questa zona qui, o se era solo la zona in cui negli anni si è accumulato tutto questo cocciame, tutta questa terracotta. Però da segnalare sempre queste bellissime rocce granitiche con i fori.